Ti vado a dirmi come che te parai via le vacche. E il comando mandare avanti come era? GE. Per andare avanti bisognava dire GE. Ma ora bisa GE, quello che aveva il suo nome. Dopo che era ora di fermarsi ti dice ciao. E ora è pronto, si fermava come statue. Dopo che ti devi da voltare man, tira man, dai, tira man. Volta fuori, e ora voltava fuori, per parlare col bastone, sempre accompagnare, se ne capiate, dai, una stentinetta di bottesina, ma piano, poi Poi vesti, non si vedeva, era molto vicino. A Musa come te comandai a Musa? Aria. Ari? A partenza. Ma a che ora partivi a mattina quando era da... Alle 3, 2:30, 3. Dai. Qui era ora. Anche prima di andare a scuola mi sono avere campi di terra. Dopo che era alle 7 ti devi andare a casa, da scuola. E era poco, era seminare frumento. Ora che avevamo seminare frumento e seminare su turco, ti andai fuori alle 2:30, 3 di notte, con i suoi bei vacche, con scuro. Quello che gli era caldo e anche per fare qualcosa del lavoro, no? Dopo 6 ore peso te fermai, ti sei dentro i vesti perché sennò tirava fuori la lingua da qua in là. Scusa, te sai alle 2:30 e poi andai a scuola alle 7, alle 6, alle 8. Io personalmente sempre ho fatto che idea. Come sei tu? Non ti eri stufa morta a scuola? Stufa? Io ho sempre fatto la scuola, per carità, adesso non voglio neanche dirlo perché mi vergogno, ma i pagetti che hai visto, non so se che hai visto. Sempre bene. Ecco. Ma te lavai, cosa mangiai tu? Lavarsi sì, se lavava una standa, ma sempre pronti ieri, ma una volta buttava su, dovevamo a me invece là, il barco, un caro de fen, un caro qua forca, mi e me pare, io alto, e mi sul carro e buttava sotto il carro per andare a scuola. Ancora le scuole elementari? Già Ancora le scuole elementari, ce l'abbiamo fatto fino a quinta. Non era mia nessuno. Non era mia nessuno. Non era zio Geremia. Zio Geremia era piccolo di me, che ha 4 anni e manco va. Io tanti 4 anni e manco, e mi si ero anche andato seta, ma ero come non me ne va. E te buttai su un carro de fen? Un carro de fen, guarda. Che voleva, mia barba Davide mi diceva sempre, certi assassini. Ma mi toccava andare, perché io ero vecchio. Mio padre era altro che aspettava, io ero mia madre, ma poi figlia, ora che fa questo qui, che altro stato. Noi par robe vere, ma se verità, ho fatto me. E caricare le ame, il carro delle ame, quando? Prima di andare a scuola, avevo sempre un carro delle ame che era ora. Cioè, era chi 3-4 di, noi eravamo via tutto il tempo dell'anno. Il film, per esempio, cominciava da maggio a giugno e a fine di giugno, e te che da farlo, buttarlo su. Ma le ame lo spusava un pochettino. Dopo te cavai, te che io, sì, per andare là. Dopo a scuola ti metti una causa finita, una scarpa finita, una standinetta finita, ma questa era la vita del contadino. Poi ho detto, se vuoi lavorare, no, non è un mio uomo. Insomma, ti partivi alle 2:30, 3 di notte, e come facevi tu vedere di notte? Sai che vedeva benissimo di notte, caro mio, anche a massa, te cammini di notte, poi va che sei per gli oggi che vedeva per te vedi, no? Camminai, e ti era un paradiso a sera, a notte. Al dì ti affannai e morì. Al dì era da morire, invece a notte te il fresco ti fai una metà fatica. Piuttosto se te finivo un'ora mica andare a scuola, ero c'era, ma dopo gli uomini che si fermavano e erano andati a stare a fare qualcosa, che gli era suo mio padre, che gli era mio nonno, ormai cominciava a diventare tanto vecchio, anche perché ora gli era vecchio, 72 anni, mio nonno era vecchio, tanto vecchio gli era. Sarà perché la vita gli era fatta così, non so, ma gli era vecchio. Mia nonna era morta che 66 anni è morta. Ha fatto però a Sina e prima dei letto. A 66 anni ha fatto a Sina.